Buonasera a tutti, mi fa piacere presiedere questo incontro che è nell'ambito dei TAIUS aperitivo con il giurista che noi tradizionalmente organizziamo all'Università degli Studi di Udine. In questo caso è un TAIUS di orientamento nel quale abbiamo coinvolto, e io ringrazio molto per aver accettato, la dottoressa Elisa Palladini, che io poi chiamerò semplicemente Elisa, visto che ormai ci conosciamo da un certo numero di anni, perché è stata nostra studentessa all'Università degli Studi di Udine, alla scuola superiore dell'Università degli Studi di Udine, che lei ha portato avanti contemporaneamente all'iscrizione al nostro corso di laurea in giurisprudenza, per poi completare il suo percorso formativo nell'ambito del nostro dottorato di ricerca, all'epoca come dottorato di ricerca in diritto comparato e dell'Unione Europea, sempre approfondendo, come poi si vedrà anche da quella che è la successiva esperienza lavorativa, quello che è il profilo Unione Europea. Quindi io ho avuto il piacere di lavorare con Elisa per lungo tempo, sia di conoscerla come studentessa, sia poi come dottoranda, sia poi di proseguire in un'attività di collaborazione successiva, per poi perderla come Università degli Studi di Udine, ma in realtà ritrovarla come funzionaria dell'Unione Europea, perché attualmente Elisa, dopo aver fatto esperienza in realtà in varie istituzioni, perché non si è fermata ma ha sperimentato, ha fatto periodi prima di stage e poi dopo anche lavorativi in varie istituzioni collegate all'Unione Europea, quindi dalla Banca Centrale Europea alla Corte dei Conti, alla Corte di Giustizia, e quindi tutta una serie di esperienze che poi l'hanno portata a quello che è la sua funzione attuale di membro del servizio giuridico del Parlamento Europeo, quindi funzionario che ha la sua sede di lavoro a Lussemburgo, dove c'è il cuore, se vogliamo, delle istituzioni europee sotto il profilo in particolare giurisdizionale, ma anche di altre istituzioni come il Parlamento Europeo. E quindi è con un grande piacere, un grande onore che io vi presento Elisa Palladini e lascio in realtà gestire questa discussione di orientamento a due nostre nuove dottorande invece in diritto per l'innovazione e lo spazio giuridico europeo. Ecco, perfetto. Termine complesso. È un titolo abbastanza lungo e complesso che però nel vostro caso si declina principalmente sulle tematiche dell'Unione Europea o comunque del diritto internazionale, quindi mi piace questo passaggio di testimone da Elisa, che comunque ha fatto il dottorato da noi in questi settori, a voi che state partendo adesso con questo percorso di dottorato di ricerca, e quindi chiedo a voi di approfondire con Elisa quello che è stato il suo percorso, farle domande su quelle che sono le vostre curiosità, su come si parte da un percorso universitario locale e si approda a un lavoro nelle istituzioni, con dei passaggi intermedi che abbiamo detto sono dei passaggi intermedi di approfondimento e di ricerca, che non si fermano all'Università di Udine, ma vedono coinvolta anche l'Università di Udine. Quindi grazie ancora Elisa di aver partecipato e do la parola a Marina Pianoforte e Marta Ferrari, che gestiranno questo colloquio, questo TAIUS di orientamento. Prego ragazze. Grazie professoressa per questa calorosissima presentazione. Volevo soltanto dire che anche se a distanza è un grandissimo piacere tornare a Udine. Grazie, anche per noi ospitarti. No, ma infatti a maggior ragione proprio la presentazione cade proprio a pennello, perché ci piacerebbe approfondire alcuni aspetti proprio per cercare di capire come si fa proprio a sviluppare un percorso di studi e poi intraprendere una carriera che comunque è vicina ma è molto lontana da noi. Cioè si parla tanto di diritto europeo, però poi andare a lavorare dentro alle istituzioni, tra l'altro come diceva la professoressa, ha prospettato insomma diverse esperienze in diverse istituzioni e sicuramente esperienze formative, però
prima di iniziare proprio a entrare nel nucleo, nel cuore insomma, di questo colloquio un po' conoscitivo, volevamo un pochino capire la sua esperienza accademica, cioè da dove si parte per poi insomma capire ora quello che sta affrontando. E nello specifico, cioè cercare di capire come è partita la sua passione per il diritto europeo e come mai poi dopo insomma un percorso quinquennale di studio ha affrontato anche un master tra l'altro in diritto europeo, abbiamo visto, e poi anche un dottorato di ricerca sempre in questo, insomma, in questo ambito. Quindi in parte... La passione per il diritto europeo non è stata, allora, il diritto dell'Unione Europea non è stato da questo punto di vista, se vogliamo, il mio primo amore, nel senso che quando ero ancora studentessa, se mi avessero chiesto qual era la mia materia preferita, probabilmente avrei risposto più nel senso del diritto internazionale pubblico. Però andando poi avanti nel percorso e approfondendo i temi, per me è stato estremamente accattivante rendermi conto di come tutto sommato l'ordinamento dell'Unione Europea sia molto più dinamico e sia ancora in piena espansione. Per cui arrivare questo percorso per cui diversi stati, diversi popoli, diverse identità nazionali arrivano a darsi delle nuove regole comuni, arrivano a trovare un accordo su dei settori che magari appena pochi anni fa sarebbero stati definiti intoccabili, mi ha interessato sempre di più. E in questo senso anche che deve poi situarsi la mia scelta di fare un master nella materia, che devo essere sincera è stato estremamente importante, tanto per lo sviluppo della conoscenza della materia da parte mia quanto per le prospettive lavorative successive. Quindi anche come forma per appassionarsi, insomma, ancora di più. Decisamente, perché insomma, pur con tutto l'impegno e pur con tutta senz'altro la passione che c'è nell'insegnamento universitario del diritto dell'Unione Europea, questo rimane una materia fra le tante, mentre il master di 9 mesi è stato veramente l'occasione per mettere a fuoco in maniera molto più approfondita le tematiche che mi interessavano. E se posso chiedere, come ha scelto proprio quel master piuttosto che altri? In base a cosa? Cosa proponeva? Cosa offriva? In verità non saprei dire. All'epoca, sì, devo essere sincera, è stato quello che ha attratto di più la mia attenzione proprio perché mi sembrava il più specialistico ed è insomma, credo di poter dire tranquillamente che la reputazione di cui gode il College of Europe poi nell'ambiente istituzionale ha pochi uguali. Ecco, ok. E invece abbiamo visto che nel suo curriculum che lei ha anche ottenuto il titolo di avvocato nel 2015 e allora c'è sorta la curiosità, visto anche noi uscite dall'università ci propongono sempre le classiche carriere, magistratura, notaio e avvocato, e come mai ha scelto comunque di fare la pratica? Era per darsi un'ulteriore opportunità? E se il titolo di avvocato conti in questo settore delle istituzioni europee? Allora, sì, ho scelto di fare la pratica forense per avere una freccia in più al mio arco. Non rimpiango di averlo fatto, è stata un'esperienza formativa e mi è stata utile forse più che nei contenuti, proprio nel darmi un certo rigore, anche un certo modo di lavorare. Non direi che il fatto di avere il titolo di avvocato mi sia stato particolarmente utile nel processo di selezione, insomma, nel processo di selezione per la carriera da funzionario. Quindi è stata più un'esperienza formativa in un senso differente, che le ha dato anche delle chiavi, insomma, di lettura del diritto diverse, che poi tra l'altro una cosa che ci incuriosiva tantissimo è anche, immaginiamo, che lavorare appunto nelle istituzioni porta a raffrontarsi con
persone con culture giuridiche differenti dalla nostra. Cioè immaginiamoci sicuramente un giurista francese e un giurista italiano avranno delle affinità che però molto si distinguono da altre nazioni della comunità europea, dell'Unione Europea, insomma. Questo l'ha un po', l'ha affascinata, c'è stata una delle spinte maggiori di voler appunto intraprendere questa sua carriera. Doversi relazionare con persone che provengono da culture giuridiche diverse può essere un onore e un onere. Non è sempre facile. Questa è una bellissima risposta. Sì, è davvero una bella risposta. No, e in particolare sì, forse dovrei in realtà completare la mia risposta di prima, nel senso che anche se il titolo di avvocato non ha avuto una particolare importanza nel processo di selezione, mantiene poi una certa utilità nella vita di tutti i giorni per me, lavorando come lavoro in un servizio giuridico. E in particolare ho comunque potuto giurare di iscrivermi all'albo attraverso la facoltà prevista dall'articolo 23 della legge professionale, per cui al momento per la legge italiana io sono un avvocato esercente presso una pubblica amministrazione. Ed è qualcosa che torna utile perché il Parlamento, come anche le altre istituzioni, possono in determinate circostanze trovarsi a dover difendere i propri interessi anche davanti alle giurisdizioni nazionali, nel mio caso italiane. Molto molto interessante. No, questo non l'avevamo colto, tra l'altro, infatti. No, assolutamente. Questo è un aspetto, sì, molto molto interessante. No, perché noi ci aspettavamo piuttosto una risposta legata sempre con il pregiudizio in parte che entrare nel mondo delle istituzioni sia qualcosa davvero complesso e soprattutto con un alto livello di competizione fra coloro che fanno domanda, e quindi fosse magari una, non dico seconda strada perché potrei offendere tutto un settore lavorativo, però ecco un modo per tutelarsi eventualmente, sì, se poi... Sicuramente il percorso è stato intrapreso in quell'ottica. Però poi in realtà... Però, insomma, sì, tutto trova un suo perché alla fine. Sì, ecco, giusto dirlo così. Quindi quando lei è uscita, si è laureata in giurisprudenza, si è subito dedicata comunque all'interesse del diritto dell'Unione Europea, cioè il suo obiettivo era comunque arrivare a queste istituzioni, o è stato più casuale arrivarci? No, non direi che sia stato casuale. Ecco. Direi che era qualcosa che volevo, anche se all'epoca ero ben lungi, insomma, dall'essere sicura che ci sarei riuscita. Da cui la scelta di coltivare comunque la materia che mi interessava e che mi avrebbe dato più chance, e di lasciarmi aperte anche altre strade. Giusto così. Per quanto riguarda i processi, adesso passiamo un po' più alla questione forse più tecnica, per quanto riguarda i processi di selezione, che a noi in parte ci interessano molto perché non vorremmo chiuderci in questa strada, ecco, anzi è un'opportunità che per noi è importante, e tante volte non si capisce come ci si riesca a muovere, quali sono le scelte migliori, e quindi è un'opportunità grandissima per noi avere l'onore di confrontarci con una persona che ce l'ha fatta, con chi ce l'ha fatta, insomma, quindi ecco, come è iniziato? Perché è iniziato con la Corte di Giustizia. Esatto, e ho iniziato con lo stage. Si trattava come prassi, direi nel 90% dei casi per le istituzioni, di uno stage retribuito, e che come tale era stato pubblicizzato sul sito internet della Corte. Oltre a consultare i siti delle singole istituzioni, per chi insomma cercasse un tirocinio in questo ambito, il riferimento, come posso dire, più importante, la stella polare, deve essere sempre il sito di EPSO,
quindi lo European Personal Selection Office, epso.europa.eu, e nella pagina dedicata appunto alle posizioni aperte c'è sempre una sezione dedicata anche specifica per i tirocini. Per cui chi sa già di avere un interesse molto qualificato in una determinata istituzione può senz'altro limitarsi a consultare magari il sito di quell'istituzione. Per chi avesse un interesse più ad ampio spettro, consiglio di consultare la lista che è pubblicata lì. I tirocini si svolgono 2 volte all'anno in 2 periodi da 5 mesi, prorogabili per 1 mese ulteriore. Adesso non vorrei dare informazioni sbagliate, ma il ciclo autunnale comincia generalmente ad ottobre e il processo di selezione si svolge in primavera, quindi tenete presente di dover presentare le domande grosso modo tra marzo e aprile. E per il ciclo invece primaverile comincia a febbraio e quindi le domande sono vagliate tendenzialmente in autunno. Mm-hmm. E generalmente si sa già, si arriva poi alla scelta dello stagista o della stagista prima delle vacanze di Natale. Per quanto riguarda le modalità pratiche, ogni istituzione ha un certo margine di discrezionalità. La Corte di Giustizia ha un formulario abbastanza elaborato in cui si testano sia le competenze sia la motivazione del candidato, per cui viene chiesto di descrivere il ciclo di studi, di spiegare la motivazione per cui ci si è interessati al diritto dell'Unione Europea. Oddio, c'erano tantissime domande, non ricordo più tutte, però è una cosa molto importante è che si hanno a disposizione, credo, 300 caratteri per domanda e bisogna usarli tutti. Perché la grossa scrematura sulle domande si fa sulla base dei documenti scritti. E per chi c'è dall'altra parte che non vi conosce è molto importante leggervi, capire come scrivete, se siete in grado di articolare un ragionamento, di avere una certa fluidità nella scrittura e via discorrendo. Quindi una cosa che posso sicuramente consigliare è parlate, o meglio, scrivete. Quindi come da ciò che si evince c'è tutta una fase prima di sbarramento, se si può parlare così, attraverso queste selezioni scritte, e poi immagino ci sia una fase anche orale dopo, successiva? Questo dipende dall'istituzione. Ok. Io per esempio ho fatto 2 stage, per lo stage alla Banca Centrale ho sostenuto anche un colloquio orale, per la Corte di Giustizia no. Mi hanno direttamente chiamato per offrirmi il posto. Questo è interessante, anche questo è un aspetto che insomma mi suona nuovo. Ero convinta ci fossero dato il numero elevatissimo di candidature, forse per ogni stage leggo 10.000 postazioni come media, insomma, di application, e poi insomma i posti sono sempre pochi rispetto al numero di domande, quindi sicuramente il consiglio di usare tutti i caratteri potrebbe essere un consiglio semplice, ma non è scontato, perché magari nell'immaginario meno si scrive, più il concetto è diretto e quindi viene apprezzato. Invece già questo è un consiglio utilissimo, e per cui inizio a ringraziare già da ora tutti i consigli utili, ringrazio. Sì, perché di solito ci dicono anzi di limitarci, no? Quindi di essere dirette e concise, quindi l'idea di... No, non è male comunque dare già nella prima frase una risposta diretta e concisa, però poi dopo espandete. Sì, ok. E quando lei ha presentato già il primo tirocinio, le conoscenze delle lingue aveva inglese e francese o solo una delle due? No, entrambe. Entrambe. E sì. Per chi fosse interessato alla Corte di Giustizia, il francese è un po' un must. Io avevo, sì, in questo caso un altro consiglio, insomma, come posso dire, che mi sento di dare è se possibile riempite il formulario in francese, perché sarà comunque la vostra lingua di lavoro.
e volete mostrare a chi potenzialmente vi deve selezionare che siete capaci di lavorare in quella lingua. Non così per altre istituzioni, per la Banca Centrale, per esempio. La Banca Centrale è molto più anglofona, la Commissione dipende molto dai dipartimenti, ma insomma sì, è bene poi informarsi dove possibile su quale sia la lingua più usata. Eh sì, perché se poi, come ci dice lei, non c'è una seconda scrematura rispetto alla Corte di Giustizia, partire già con un buon formulario in francese potrebbe essere anche questo un valido consiglio sicuramente. Ma rispetto appunto al suo percorso, ecco, è iniziato con l'application appunto alla Corte di Giustizia, ma è stata una scelta, ecco, dettata da delle posizioni aperte, o era molto orientata rispetto a quell'istituzione nello specifico? No, non era particolarmente orientato. Ho presentato nello stesso semestre diverse candidature. Ho capito, bene. Anche perché poi abbiamo visto che poi dopo è passata a fare lo stage alla BCE, poi Corte dei Conti, ha lavorato insomma in un altro ruolo ancora, e poi adesso il ruolo che sta intraprendendo. E sicuramente, questo immagino, la risposta ma gliela voglio chiedere ugualmente, il fatto di aver avuto una precedente esperienza in un'altra istituzione ha giovato poi rispetto alle candidature successive? Dipende dai casi. Può aiutare oppure no. Per chi ha delle competenze estremamente specifiche, può ben darsi che il capo-unità o il direttore che dall'altra parte deve completare la sua squadra scelga la competenza specifica rispetto a un'esperienza professionale, diciamo, più simile. Per cui non direi, almeno stando alla mia esperienza, non direi che sia strettamente necessario. Vero è che da qualche parte bisogna iniziare, e il tirocinio è generalmente il predellino di partenza. Ok. E un'altra domanda sempre riguardo ai tirocini, appunto. Li ha ritenuti formativi? Estremamente, entrambi. Entrambi? Sì. Ok, e quindi ovviamente, come appena detto, le faccio ripetere, mi scusi, ovviamente chi volesse intraprendere questa carriera, i tirocini sono il primo step. Sì, esatto. Oddio, non mi sento di escludere che sia possibile arrivarci anche per altre strade, ma se dovessi giudicare sulla base del campione, della mia esperienza personale, più o meno del campione di conoscenze di persone che vedo intorno a me, quasi tutti hanno iniziato con un tirocinio. Certo, grazie. Ma come tirocinante all'interno dell'istituzione aveva un margine di autonomia, lavorava in gruppo? Ovviamente immagino che cambia rispetto a istituzione, questo non lo metto in dubbio, però è un lavoro più di cooperazione? In realtà nella mia esperienza non tantissimo. La prassi è che a ogni tirocinante viene assegnato un mentore, o come si direbbe in francese un maître de stage, e che quasi tutti i compiti che il tirocinante svolgerà sono mediati da questa persona. E io ho avuto la fortuna per 2 volte di cooperare con delle persone non solo estremamente preparate, ma anche molto benevolenti e capaci di orientarmi. E detto ciò, può capitare di tanto in tanto di essere associati anche a delle mansioni più di tipo collegiale, ma la più grande parte del tirocinio consiste alla fine in ricerca giuridica.
Ecco, io un po' eccezionalmente, anche perché avevo già il titolo d'avvocato, eccetera. Quando ero ancora tirocinante mi è stato chiesto di preparare proprio un atto giudiziario in italiano, che in ogni caso è stato rivisto ovviamente da chi di dovere, però non è la regola. E molto più spesso ai tirocinanti si affidano dei compiti di ricerca di base. Benissimo, anche questo molto molto interessante. Sì. Io continuo a riusare gli stessi aggettivi, però non... Sì, io anche mi sono segnata anche da scritto alcune cose. E invece una cosa che ci ha incuriosito tanto, sia a me che a Marina, è che lei conosce anche il russo. E ha un buonissimo livello di russo. Forse questa frase dovrebbe essere formulata al passato, perché in realtà sono circa 2 anni e mezzo che non ho quasi nessuna occasione di praticarlo, quindi se oggi qualcuno mi fermasse per la strada e mi parlasse in russo avrebbe insomma diritto a una buona parte di oh. Però sì, ho studiato il russo perché all'epoca faceva parte delle possibilità offerte dal curriculum della scuola superiore dell'università. Ah, ok. Però se posso completare in relazione alle lingue, vorrei aggiungere che comunque diciamo, la formazione continua fa parte un pochino del modo di lavorare delle istituzioni, e che le lingue hanno un ruolo abbastanza importante, per cui, tanto per restare nel mio esempio, io ormai da 1 anno e mezzo ho cominciato invece un corso di olandese. E questo fa parte del mio lavoro, è integrato nelle mie ore di lavoro, è un corso offerto da più istituzioni in concerto, in questo caso non solo dal Parlamento. Ma i corsi di lingua per funzionari e agenti sono abbastanza comuni, purché chiaramente la lingua studiata abbia pur sempre un qualche legame poi con le mansioni svolte. È chiaro che se io saltassi fuori domani dicendo al mio capo di unità che voglio imparare il cinese, mi direbbe vabbè, ma abbiamo qualche contratto in Cina? Credo di no. Sì. Quindi perfetto, l'aspetto delle lingue è qualcosa che l'istituzione chiede ovviamente come insomma, scrematura iniziale, però che accompagna nel tempo sempre per un miglioramento. Quindi non è qualcosa che rimane esclusivamente al lavoratore, allo stagista, insomma, in una prospettiva più ampia. Purtroppo gli stagisti sono esclusi dai corsi di lingua, non sono aperti a questo tipo di personale. Però già a partire dalla categoria di agenti contrattuali invece, sempre poi caso per caso con l'approvazione della gerarchia competente, i corsi sono accessibili. Ho capito. No, è anche molto entusiasmante, ancora di più l'idea che rientri proprio nel tuo percorso lavorativo imparare un'ulteriore lingua, cioè che ti concedano e ti danno l'opportunità di imparare ancora, quindi secondo me è ancora più affascinante, ecco. Anche perché non saranno corsi in solitaria, immagino, quindi anche in quell'occasione c'è modo di condividere, sì, di entrare, di crescere. È anche un modo sì, poi per stabilire delle relazioni con magari colleghi che lavorano negli altri servizi, è una bella opportunità. Sì, sicuramente. Poi vabbè, lei adesso immagino abiti a Lussemburgo, comunque... Esatto. Quello è un luogo proprio che per eccellenza è un incontro di culture, un incontro di lingue costante su questo. Sì. Però è interessante che offrano proprio dei corsi di questo tipo, e anche la scelta dell'olandese è una scelta interessante. Forse non mi sarebbe venuta come avendo una delle sedi a Bruxelles, il Parlamento insomma ha necessariamente contatti con il diritto belga, e poiché metà più o meno delle giurisdizioni belghe sono neerlandofone,
è utile saperlo. Non è strettamente necessario, nel senso che se veramente avessi urgente bisogno per il mio lavoro di comprendere un testo in neerlandese, potrei sicuramente affidarlo ai servizi di traduzione, però nel lungo periodo è considerato un investimento ragionevole per l'istituzione quello di formarmi a comprendere il neerlandese. Sì, no, è proprio una forma di investimento, forse è proprio la parola chiave, perché investono su di voi e su coloro che, insomma, all'interno delle istituzioni hanno una margine di crescita, perché, insomma, lei ormai lavora dal 2016, 15. 2015 era ancora lo stage. Però, insomma, è comunque un lavoro, insomma, è un inizio. Sì. Come diciamo prima, da qualche parte bisogna iniziare, quindi... E poi insomma uno stage alla Corte di Giustizia è anche un signore inizio sicuramente, non è proprio... E ecco, no, questo è quello che anche immagino sia molto utile, non solo ecco, per noi dottorandi o per chi ci segue, ma immagino che sarà anche aperto agli studenti che stanno per terminare l'università o che hanno terminato da poco. C'è qualche consiglio che si sente di dare proprio lei a fronte proprio delle sue esperienze su cosa fare, su che cosa avrebbe fatto magari vedendosi al passato, ecco? Sono relativamente importanti i periodi all'estero, già nel corso degli studi. Sono importanti sia diciamo, in maniera indiretta per l'apprendimento delle lingue, sia come esperienza di vita, perché rischio di dire insomma delle frasi un po' trite e ritrite, ma bisogna sapersi adattare. Avere una prima palestra durante l'Erasmus o durante uno scambio bilaterale non necessariamente insomma, inquadrato nel programma Erasmus è generalmente considerato un vantaggio. No, anche perché attualmente ci sono tantissime possibilità anche dell'Erasmus post universitario, ma anche proprio esperienze lavorative al di là delle istituzioni in sé, e sono quindi secondo lei esperienze che al di là proprio della mera, cioè della carriera nell'istituzione in sé possono formare il lavoratore del futuro, che non è un lavoratore che possiamo dire può essere solamente collocato all'interno del singolo Stato. Certamente, poi forse la mia prospettiva non è diciamo esattamente imparziale date le scelte che ho fatto, però sì, sarei tentata di dire che i contatti con l'ordinamento dell'Unione e con gli altri ordinamenti diventeranno sempre di più la regola. E invece riguardo sempre il suo percorso professionale, ha un sogno, come si vede nel futuro? È facilissima, ce ne rendiamo conto. Sì. Allora, comincio col dire che quando si diventa funzionari nelle istituzioni non si prende un lavoro per la vita, si prende una pluralità di lavori per la vita, nel senso che la mobilità è un obbligo. Si può restare, c'è un certo margine di cambiamento in relazione poi magari alla singola istituzione e alle regole interne che si dà, ma direi che in linea generale non si può restare più di 7 anni nello stesso posto. Quindi oltre un certo periodo si cambiano funzioni, si cambia ambito di attività, si apprendono cose nuove e si va. E per converso tutto il lavoro che è stato fatto precedentemente passa nelle mani di un'altra persona, e questo secondo me è una delle cose che mi piacciono, una delle cose che spero, penso, rendono poi questa amministrazione trasparente e sempre soggetta a controllo, perché io so che domani, dopodomani, tra un anno, tutto il lavoro che ho fatto finora passa nelle mani di un altro collega e che insomma, se questo collega trovasse delle cose che non vanno bene, sarebbero
insomma, potrebbe causare dei problemi a me, ovviamente, ma come è giusto che sia, perché ci deve essere un livello di controllo. Ora, all'interno di questo quadro generale, io chiaramente sto pensando alle mie mobilità e non so precisamente dove vorrò essere tra 10 anni, ma posso senz'altro dire che la mia prima mobilità vorrei farla verso un'unità che faccia supporto legislativo. Quindi sto già un po', insomma, ragionando in quel senso. E quindi concretamente significherebbe essere uno di quei giuristi che poi accompagnano le commissioni parlamentari nella discussione delle proposte di legge, cioè proposte di regolamento di direttiva, e formulando degli apprezzamenti quanto alla base giuridica, guidandole, insomma, se ci sono problemi di compatibilità con gli altri testi legislativi e via discorrendo. Diciamo, più a breve termine, non fra 10 anni, ma più a breve termine, diciamo, questo che vorrei poi andare a fare quando ne avrò avuto abbastanza di appalti e contratti. Sì, perché attualmente, ecco, se può entrare un pochino più nello specifico di che cos'è che si occupa. Allora, dato che si inizia a parlare del mio lavoro attuale, devo innanzitutto precisare che tutto quello che dirò riflette le mie percezioni e le mie posizioni personali e assolutamente niente di tutto ciò può impegnare l'istituzione presso cui lavoro, perché non ho un ruolo, insomma, di portavoce ufficiale e non sono abilitata ad esprimere la posizione dell'istituzione. E fatta questa premessa, attualmente lavoro nell'unità che si occupa dei progetti immobiliari, vale a dire nell'unità che gestisce il patrimonio immobiliare del Parlamento, che non che gestisce direttamente, quello sarebbe poi è un compito della direzione infrastrutture e logistica, ma che assiste la direzione infrastrutture e logistica nella gestione, insomma, legale del patrimonio immobiliare del Parlamento. Questo comporta dare assistenza nelle gare di appalto, magari assicurare la revisione dei documenti di gara prima della pubblicazione, e assicurare la revisione a volte anche delle decisioni di attribuzione che chiaramente sono soggette a uno screening interno prima di essere pubblicate, e preparare i modelli di contratto, a volte dare dei pareri su dei contratti specifici o dare assistenza se ci sono poi dei problemi nell'esecuzione dei contratti, cosa che insomma è nella vita di tutti i giorni. Interessantissimo. Sì. Quindi noi in parte possiamo lontanamente comprendere quanto la formazione sia accademica che poi anche professionale italiana le possa servire poi in quello che sta facendo attualmente. Decisamente sì, anche se rimane sempre necessario interfacciarsi con dei giuristi che siano formati poi nel sistema giuridico, diciamo, più prettamente interessato. Certo. Sì. In questo senso un esempio che posso sicuramente dare è quello degli Europa Experience. Il Parlamento europeo mira ad estendere la rete degli Europa Experience, cioè dei luoghi in cui i visitatori possono partecipare a un gioco di ruolo interattivo che simula l'adozione di un testo di legge. Il prototipo per questa attrazione, se così si può chiamare, si trova a Bruxelles nel Parlamentarium, che regolarmente ospita delle scolaresche, dei gruppi anche insomma, non legati a un percorso di formazione. E dato il successo riscosso da questa iniziativa a Bruxelles, diciamo, ci si sta attivando per estendere questo anche ad altre capitali europee. Per cui voi capirete benissimo che io posso certamente rivedere una gara d'appalto o un modello di contratto per un immobile, sia detto a mo' di esempio a Praga o a Bratislava, ma che ho bisogno sempre comunque dell'appoggio poi del giurista ceco, slovacco, quello che è per quanto riguarda i profili di diritto nazionale. E quello poi si lega al tema
alla domanda che facevamo prima su quanto sia importante poi entrare in un ambiente con culture giuridiche differenti dalla nostra, oltre che ovviamente culture in generale, ma proprio giuridicamente parlando è un confronto costante, quello che noi insomma, immaginiamo da studentesse ora, anche sentendo parlare lei. Sì. E deve essere, penso, uno degli aspetti più entusiasmanti, tra l'altro, meno. È quello che... Difficile ma anche entusiasmante. Ecco. Una sfida costante, sicuramente. Sì, anche perché da quello che abbiamo rilevato, anche la capacità di adattamento è molto importante. Sì. Cioè la capacità di adeguarsi, di riorganizzarsi, di ricostruirsi è un elemento fondamentale che sembrava, da come lei ci diceva, che addirittura cercano già di valutarla nella fase delle selezioni. Sì. Quindi infatti inseriremo le parole adattamento nelle 300 parole. Allora, adattamento. Mi sembra un'ottima idea. Scrivere in francese. Francese, No, ovviamente 300, si fa per scherzare. sì. Però, no. No, io invece non sto scherzando, sarebbe che funzionato. Funzioneranno. Allora, se capisco bene, mi state chiedendo come questo poi viene valutato nel processo di selezione? Sì. Successivo. Ora, non sarebbe male. Sì, non per nulla. Al di là degli stage, diciamo, come primo passo e di alcune tipologie di contratto a termine che si possono ottenere, insomma, entro dei determinati limiti, per diventare funzionari è necessario poi superare un concorso. Questo concorso, questi concorsi, dovrei parlare al plurale perché chiaramente ce ne sono diversi per poi diverse figure professionali, sono sempre pubblicati sul sito di EPSO, la struttura può cambiare in relazione alla figura professionale cercata. Quello che non cambia mai è poi l'attenzione alle competenze trasversali o soft skills che si vogliano chiamare, che sono estensivamente testate, a volte anche più testate delle competenze tecniche. Per cui l'altro consiglio pratico per chi fosse interessato a una carriera di questo tipo è di cercare sul sito di EPSO la pagina in cui sono elencate le 8 competenze chiave e di cominciare a ragionare in prospettiva. Cosa ho fatto, cosa potrei fare per sviluppare queste competenze chiave, in quali magari possiedo già in maniera innata, perché alcune sono già sono come una seconda natura, altre invece no, si sviluppano, però sì, insomma è necessario porsi un po' in questa prospettiva, perché poi le prove concorsuali mirano a far emergere queste competenze trasversali. Beh, ottimo, anche perché questo che ci ha detto le 8 competenze chiave, cioè chiave è importante e ci dà qualcosa in più per prepararci ad un'eventuale procedura concorsuale, che non è assolutamente, anche a livello di stage immagino che contino e che siano importanti, quindi la ringraziamo ulteriormente, credo. Possiamo proprio farci una scaletta praticamente dei vari consigli importanti che ci ha dato, davvero. In realtà gli stage non sono strettamente necessari per presentarsi ad una procedura concorsuale, ci sono delle procedure concorsuali che non richiedono nessuna esperienza professionale pregressa. Poi di fatto magari si presenteranno comunque persone con dell'esperienza professionale pregressa, però per esempio tutti i concorsi per funzioni di grado AD5 sono accessibili a chiunque abbia completato il ciclo di studi universitario. A partire da D6 in poi si comincia a chiedere anche un certo numero di anni di esperienza professionale. Ok. Approfitto per fare una domanda io ad Elisa, perché tornando un po' più indietro alle origini. Allora, Elisa, come accennavo prima, ha avuto un percorso abbastanza particolare, nel senso che
partita accademicamente parlando dall'Università di Udine, ma non in quanto persona che abitava in zona, ma per una scelta ben precisa. Questo per rendere un attimo edotti anche chi è all'ascolto in questo momento. Quindi, diciamo, è stato un percorso sicuramente non tipico, se penso in particolare al prototipo, se vogliamo, di studente italiano che cerca di restare in loco o al massimo di andare nel grande ateneo, noto a tutti proprio perché è noto a tutti e quindi in qualche modo è un nome da grande ateneo. Allora, quello che mi chiedevo di questo percorso che ti ha portato appunto da fuori verso il Friuli e poi dal Friuli verso il cuore dell'Europa e oltre, e questo in qualche modo, cioè sono delle scelte che tu hai fatto forse anche impopolari o quantomeno non così frequenti, questi spostamenti, però per me è qualcosa di molto importante, sia ovviamente adesso ragionando allo spostamento che ci ha permesso di conoscerti, sia poi pensare a quello che dicevi prima, cioè l'importanza di fare esperienza all'estero, e credo che sia qualcosa che un po' manca nella nostra tradizione educativa. E come pensi che questo abbia influito? Cioè queste scelte che tu hai fatto ti hanno dato sia il primo spostamento verso Udine sia poi gli spostamenti fuori un'apertura mentale che probabilmente chi resta più ancorato al suo territorio non ha. E quindi ti chiedo due cose, un po' come pensi che questo abbia influito anche appunto sulla tua carriera futura e di converso se pensi che il fatto che tu ti presentassi con un curriculum vitae, con una laurea, con un dottorato conseguito in un'università più piccola rispetto ad altre, forse meno nota rispetto ad altre, abbia in qualche modo avuto degli effetti oppure la preparazione va a prescindere dal fatto che l'Ateneo sia l'Ateneo ultra noto con un'esperienza centenaria alle spalle rispetto a un Ateneo forse più piccolo che però dà una formazione di qualità. Allora, per rispondere alla prima domanda, sì, sicuramente gli spostamenti mi hanno dato una prospettiva diversa e che mi è stata utile. Per parlare molto fuori di metafora, quando io sono arrivata al mio primo stage avevo già una discreta collezione di shock culturali alle spalle, per cui avevo una certa maggior disinvoltura nel gestire le cose. Scusate la mia immodestia, ma insomma è vero. E per venire alla seconda domanda, assolutamente no, credo che venire da un piccolo ateneo non mi ha in nessun modo penalizzata, e anche perché allora, da un lato il titolo dottorale è estremamente ben considerato a prescindere dall'università. Quindi tendenzialmente tutte le volte che ho fatto colloqui, gli intervistatori che avevano già davanti il mio CV mi dicevano: ma vedo che lei ha completato il dottorato, ci parli della sua tesi, ci parli di come ha impostato il suo ragionamento. Cioè, avere questo background di ricerca, di spirito critico, di abitudine a diciamo, cercare di tirare le fila e arrivare a una visione d'insieme è estremamente ben visto, e l'università in cui il titolo è conseguito direi allora, nella mia esperienza non è stata rilevante, nessuno mi ha mai fatto osservazioni su questo punto. E quanto poi alla come posso dire, proprio alla sostanza e ai rapporti di lavoro, io sono molto grata di quello che ho preso in università, forse proprio per via dei numeri più piccoli ho potuto godere magari in alcuni ambiti, cioè senz'altro maggiormente del magistero, per usare un termine edotto, della guida dei miei docenti. Quindi quella di Udine è sicuramente una scelta che rifarei. Lungi dall'essere stato uno svantaggio per una vera o presunta minore considerazione che sarebbe riservata agli atenei
più piccoli d'Italia, e per me è stato assolutamente una scelta vincente. Grazie Elisa, ovviamente non può che farci piacere una risposta di questo genere. E io non so se ci sia qualcuno delle persone attualmente collegate che vuole fare domande, o se vedo che c'è collegato anche Giuseppe Mazzanti, e se magari vuole chiedere qualcosa o fare qualche considerazione. Sì, buongiorno a tutti e ringrazio chi ha organizzato questa bella iniziativa. Ricordo che Elisa è stata anche una nostra tutor qualche anno fa e quindi la ricordo con affetto anche per questo. Potrei chiederti se ti serve nella tua esperienza attuale anche aver fatto la tutor, ma immagino di no. Non sarei così categorica. Giusto? No, tra le soft skills è richiesta la comunicazione e direi che essere tutor ha positivamente contribuito allo sviluppo delle mie capacità comunicative, e che comunque quando devo spiegare la procedura civile italiana a dei colleghi che non hanno una formazione di diritto italiano, forse rimpiango gli studenti dell'Università di Udine. Ottimo. Quindi insomma possiamo dire che proponiamo anche ai nostri studenti il percorso da tutor, perché può addirittura avere sbocchi simili al tuo, perché poi nella vita tutto si tiene in definitiva. No, niente, non ho molto altro da dire. Ringrazio molto tutti quelli che sono intervenuti e vediamo se ci sono altre domande, insomma. Do la parola a Elisabetta di nuovo. Grazie. Allora, grazie Giuseppe, il professor Mazzanti. Grazie di aver partecipato, e non so se ci siano altre domande da parte dei partecipanti. Se volete potete attivare la telecamera o potete anche scrivere domande nella chat se preferite. Vediamo se ci sono sollecitazioni o se siamo stati esaustivi, come penso in realtà che siamo stati, perché abbiamo fatto una panoramica molto interessante, devo dire, sia sui profili più di formazione, sia sui profili anche proprio professionali. E questo mi ha fatto molto piacere, perché è bello rendersi conto di come poi tutto quello che noi apprendiamo, cerchiamo di apprendere, farvi apprendere sotto il profilo meramente teorico, poi dopo ha dei riflessi in quella che è la futura attività professionale. Quindi delle volte uno pensa magari certe cose che ha studiato potrebbero anche non essere esattamente le materie che poi un domani uno andrà a trattare, ma rappresentano comunque tutto quel pacchetto informativo di cui uno beneficia, che potrebbe sempre servire anche quando si trova ad affrontare situazioni che vedono coinvolti ordinamenti diversi. Per me è bellissima l'idea proprio di riuscire a confrontarsi con ordinamenti diversi. Sarà un po' anche la mia formazione da internazional privatista, per cui applico la norma di conflitto e poi arrivo all'ordinamento che devo applicare, e lì a quel punto vado però a coinvolgere, come diceva giustamente Elisa, anche un professionista locale, perché se la legge applicabile è la legge di un certo paese, è ovvio che nessuno di noi potrà mai avere la onniconoscenza di qualunque ordinamento esistente al mondo, però gli strumenti per riuscire ad utilizzarli sì. Gli strumenti per riuscire ad arrivare a determinare l'ordinamento applicabile, a comprendere il funzionamento di massima di un ordinamento straniero, sono lieta che siamo riusciti a darli, e speriamo di continuare a darli ai nostri studenti, di continuare a darli ai nostri dottorandi. E mi sembra di vedere che non ci siano mani alzate o richiesta di prendere la parola, e quindi se è così, se non ci sono altre considerazioni, io concluderei l'incontro di oggi, perché questi incontri su piattaforma sono sempre ovviamente un po' più complessi da gestire, e lo concluderei in realtà con un auspicio, perché
quando abbiamo iniziato a parlare con Elisa di organizzare qualcosa nel quale venisse a parlare del suo lavoro nelle istituzioni, della sua esperienza, eravamo partiti in realtà con un progetto ben diverso, Elisa, penso che si ricordi, di fare degli incontri di persona, di fare degli incontri aperti a una platea di studenti che vedessero coinvolti numeri, che sono numeri che in questa fase non siamo ancora... Non possiamo permetterci. Di persona, però la mia speranza veramente, Elisa, è che questo appuntamento di oggi sia stato una prima possibilità. Abbiamo detto facciamolo anche se non abbiamo avuto tanto tempo per organizzarlo, anche se è qualcosa che ovviamente ha delle limitazioni insite negli strumenti che utilizziamo, però non facciamolo per dire poi chiudiamo e non ci sentiamo più, facciamolo per dire è un punto di partenza per poi organizzare, quando la situazione globale ce lo consentirà, degli incontri anche in presenza con i nostri studenti. A me farebbe molto piacere poterti coinvolgere nell'ambito delle mie lezioni, di incontri di formazione e lezione agli studenti, quindi spero veramente che questo sia una... Sarà un grandissimo piacere, quandunque sarà possibile. Bene, allora grazie Elisa, quindi in attesa di rincontrarci di nuovo di persona davanti ad una numerosa platea di studenti alla quale potrai sicuramente comunicare tutto quello che ci hai detto oggi e di più, e io ti ringrazio molto per aver accettato il nostro invito. Ringrazio ovviamente Malta Ferrari, Marina Pianoforte per aver accettato di intervistarti in questo nuovo ruolo. Voi non sapevate che partecipando al dottorato avreste anche svolto il ruolo di intervistatrici nei incontri di orientamento, ma tutto, come si diceva prima, fa soft skill, aiuta a sviluppare competenze, anche esperienze di questo tipo, quindi grazie Elisa Palladini ancora del tempo che ci ha dedicato, grazie Marta. Grazie per l'invito. Grazie a tutti gli organizzatori e a tutti coloro che hanno partecipato a questo evento.